Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Venerdì 11 giugno, nella caratteristica cornice dell'abbazia della Vangadizza di Badia Polesine, la giovane poetessa polesana Eva Tenan ha presentato il suo ultimo lavoro, La danza che resta. La serata è stato un vero e proprio momento di incontro tra le arti. Oltre alla lenta enunciazione delle poesie, i presenti hanno potuto ascoltare le melodiose note di Fabio Destro alla tastiera, Federico Rosa al sassofono e Claudia Turolla alla chitarra. La giovane poetessa, inoltre, indossava le ultime creazioni dell'orafo Giovanni Santi, che erano anche esposte nel chiostro dell'abbazia, come preziose decorazioni scenografiche. Abbiamo seguito anche delle mostre di Giovanni Santi, abbiamo visto che la vostra collaborazione va avanti da un po'. Com'è nata? È nata direi in modo casuale, è stato proprio un incontro casuale tra poesie e gioielli. Io ho scritto delle poesie sui suoi gioielli e poi lui ha provato a fare l'opposto ed eccoci qua. La voce fuori campo che interpretava le poesie era avvolta ora da un buio pesto che lasciava intravedere solo il campanile illuminato dell'abbazia, ora da potenti fari che spostavano l'attenzione del pubblico sulla mimica degli attori Andrea Zanforlin e Oscar Ferrari. Il lavoro poetico della Tenan è stato introdotto al pubblico da Alessandro Villa, direttore della collana di poesia contemporanea presso Prometheus Editrice, con cui l'autrice ha pubblicato le sue poesie. I fondi raccolti durante la serata saranno destinati in beneficenza alla Fondazione Meyer, mentre l'intera serata è stata dedicata alla piccola Matilde, che per 6 mesi è stata ospite dell'ospedale pediatrico di Firenze. Il libro si intitola La danza che resta ed è un libro dedicato a Matilde come la serata. Vuole essere un omaggio così al Meyer di Firenze, dove Matilde è stata ospitata per un certo periodo. Le mie poesie in realtà non parlano di danza, e qui è un po' un paradosso, ma diciamo hanno un percorso interiore che è stato elaborato in diversi anni. Sono poesie che ho scritto nel corso di diversi anni. E la serata ha la stessa filosofia, vuole riproporre allo spettatore un percorso all'interno di se stesso e assieme a me e assieme ad altri artisti che ho coinvolto nella serata e che mi hanno dimostrato entusiasmo per l'iniziativa.